Alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, oggi è stato il giorno di Roberto Saviano, al Festival per il film ispirato al suo reportage, che passerà questa sera alle 22:30 fuori concorso in Sala Grande. E sul red carpet è sempre più grande anche l'attesa per Johnny Depp, altra superstar hollywoodiana che in queste ore sbarcherà in laguna. Ma a tenere banco ieri è stata anche un po' di preoccupazione in vista della marcia per il clima che si terrà sabato al Lido. La questura di Venezia, che ha autorizzato il corteo, prevede una presenza di circa 3.000 attivisti da tutta Europa, molte dei quali sono già al Lido. Importanti perciò saranno le misure di sicurezza per evitare che la protesta possa interferire in qualche modo con la cerimonia del festival e la consegna dei Leoni d'Oro alla chiusura. Il corteo cercherà sicuramente di arrivare fino all'interno della cittadella del cinema e qui intrufolarsi sul red carpet. Sono state perciò disposte tutta una serie di cautele per la sicurezza della viabilità pedonale. Verranno ad esempio temporaneamente spostati tutti i cassonetti della spazzatura. Al festival è già tempo di Toto Leoni, ma domani le indiscrezioni sui possibili vincitori cominceranno ad infittirsi sempre più con il passare delle ore. Successo anche per il virtual reality nell'isola del Lazzaretto Vecchio e ieri, allo spazio della Regione Veneto, alla presenza anche dell'assessore regionale al turismo Federico Caner, è stata presentata l'attività dell'anno della Treviso Film Commission.